Oggi abbiamo presentato un grandissimo libro scritto da Vittorio Pampagnin, che è il proseguo del primo libro dei 200 modi di dire, scritto a quattro mani con il compianto avvocato Ivone Cacciavillani. Un'importante testimonianza oggi di come deve essere preservata la memoria storica del nostro dialetto veneto e delle nostre tradizioni. E quindi, come si diceva prima, non dobbiamo perdere l'abitudine di parlare la nostra lingua e non dobbiamo perdere la memoria di tutte le nostre tradizioni, modi di dire e di tutta la nostra storia. Un libro che vuole recuperare la memoria di tanti proverbi, modi di dire che fanno parte della nostra tradizione e che è giusto tramandare alle giovani generazioni. Sì, l'idea era questa, anche quella dell'avvocato Cacciavillani, cosa dedicata particolarmente ai giovani. D'altra parte il futuro è loro, insomma noi ce l'abbiamo alle spalle il futuro. Ci siamo riusciti, ma diciamo che abbiamo messo qualche pietra, insomma, in questo edificio che sarebbe grandissimo se fosse completato. Le confesso che provo un po' di tristezza nel vedere che i giovani hanno perso questa cosa. Per esempio, io parlo anche con mio nipote e mi dà fastidio che mi parli in italiano, sinceramente, perché gli dico, parlami in dialetto, perché l'italiano lo sai già, e hai tutte le occasioni per poterlo parlare, quando hai imparato il dialetto è qualche cosa in più rispetto a quello che hai. 200 modi di dire. E lei spiegava che i proverbi sono la sintesi di... È la sintesi di un ragionamento, insomma, è una metafora, è un modo per risparmiare parole e tempo, era un po' questo il discorso del... Però quello che va fatto notare è che si è perso anche questo filo perché molto spesso e volentieri vengono usati a sproposito. Guardi, io non dico soffro le pene dell'inferno quando sento qualcuno dire in bocca al lupo e magari l'altro rispondere crepi il lupo. E invece cosa bisognerebbe dire? Beh, sono due contesti completamente diversi. Si può dire anche crepi il lupo, però crepi il lupo quando io le faccio un esempio, supponiamo il caso che c'è un carabiniere che sta dando la caccia a un criminale armato e quindi rischia la vita, è del tutto logico che io gli dico in bocca al lupo nel senso che vai a prendere il criminale e crepi il lupo nel senso che perda lui e non il carabiniere. Ma se devo dire a un amico in bocca al lupo questa persona che non so, deve essere sottoposta a un intervento chirurgico e quindi lo mando dal più bravo o cosa, e quindi è un augurio benefico che gli faccio, perché deve morire il chirurgo, insomma, a questo punto? È una cosa stupida, eppure io l'ho sentita dire anche per televisione da persone che si dichiarano essere intellettuali, insomma.